In che domenica Vot de Mars, come domenica passata, vi parli di un po' di roba che è successo, che grande succede. Cercherò di essere breve perché ci sono tante iniziative. Ho già fatto notare che c'è questa serie, questa rassegna di proposte da parte dell'amministrazione comunale e del comitato Magretti per il 150° anniversario della prima Milano-Torino corsa ciclistica. Qualcuno la chiama la nonna delle gare in linea perché è la più antica ancora esistente, che venne vinta appunto nel 1876 da Paolo Magretti, nostro concittadino, in realtà nato a Milano ma poi residente a Castellamata nella seconda parte della sua vita, che fu un grande scienziato ma anche appunto un ciclista dell'epoca. Ne parleremo ancora di questa corsa, ma volevo far notare che appunto in questi giorni, ieri in particolare, ci sono stati degli appuntamenti molto carini, poi fatti bene veramente. Il primo è stato questo di ieri mattina con la conferenza di Alfredo Azzini, che eccolo qua, che appunto ha trattato questa tematica che può sembrare un po' curiosa, comunque donne e turismo in bicicletta. Perché? Perché questa iniziativa, come altre due che dirò, sono state legate anche alla festa della donna, quindi intanto auguri a tutti i donne per il Vot de Mars. Magari Ghiengiamo fa al 5 di febbraio per Sant'Agata, comunque sempre è opportuno ricordare il rispetto e la simpatia per tutte le donne. Ecco. Sono state fatte queste proposte, una era questa, l'altra è seguita poi ieri pomeriggio, ieri dopo mezdì, questo spettacolo fatto da un gruppo teatrale Lunegnac, in particolare da questa attrice molto brava, Federica Molteni, che con un monologo ha ricordato Alfonsina Strada, una vera e propria pioniera della bicicletta nei primi anni del secolo scorso. E questo fu ieri pomeriggio. Oggi siamo poi andati all'Imbiate perché al Museo della Bicicletta, ho detto la chiesetta delle biciclette perché è posto in un luogo che una volta fu un edificio di culto. È stato presentato, non era la prima volta, però in questo luogo sì, il libro di Gianluca Alzati con Morena Tartagni, appunto di questa ciclista che fu tra l'altro la prima donna italiana a vincere una medaglia, a salire sul podio, una medaglia ai campionati mondiali, attiva nei fine anni 60 e inizio anni 70. Era presente anche certamente questa atleta. Ecco qua, questo è il manifesto complessivo, diciamo, di questa iniziativa Mito. Questo qui è Paolo Magretti, è il pubblico di oggi che appunto che ha seguito questa interessante iniziativa con appunto l'autore, presentava il professor Francesco Spinello del comitato Magretti, qui ospiti di Adriano che è il responsabile di questo luogo molto molto bello, ne raccomandiamo la visita. Eccola qua, Morena Tartagni, che appunto sta parlando della sua vita, delle sue avventure. E per andare avanti con le iniziative dei prossimi giorni, anzi settimana prossima, il 17 marzo ci sarà questa conferenza 150 anni di biciclette, corse, corridori e campioni alla Milano-Torino. E poi, però ve lo ricorderemo ancora, non è certamente l'ultima che ve la dirò, e Bestia che Home è il nostro spettacolo degli amici del nostro paese a cura della Fiera dell'Union che già facemmo 2 anni fa. Vi aspettiamo già sin d'ora numerosi, mi raccomandi, per ricordare il Magret e per ricordare un po' le nostre tradizioni. Vi spero che potete vedere tutti insieme e vi auguro una buona settimana. Ciao a tutti, ciao ciao.